30.000 nuovi malati oncologici l'anno in Veneto, un numero importante fotografato dallo IOV, l'Istituto Oncologico Regionale. In molti casi i pazienti guariscono, in altri la malattia si cronicizza. Di certo l'aumento delle diagnosi riscontrato negli ultimi anni è dovuto alla prevenzione, grazie alla quale le patologie individuate precocemente hanno maggior possibilità di cura. Noi stimiamo che in questo momento vi siano circa 250.000 persone in Veneto che hanno avuto una diagnosi di tumore, quindi hanno bisogno ancora o di cure continuative o comunque di controlli continuativi. Questo è uno dei motivi per cui è importante istituire una rete oncologica che copra in maniera uniforme ed efficiente tutto il territorio. Equità ed omogeneità delle cure vengono garantite dal coordinamento centrale dello IOV. Le reti oncologica ed ematologica in Veneto, di fatto che cosa significa? Sono due reti istituite molto importanti, istituite a livello veneto, come diceva lei, che garantiscono il raccordo fra strutture, garantiscono un raccordo, un collegamento fra strutture di modo tale che il paziente, indipendentemente dal luogo di assistenza e di cura, possa essere seguito con gli stessi percorsi, secondo lo stesso percorso di cura, secondo lo stesso praticamente percorso, quindi assistenziale.